Il treno diretto 1176, solo festivo, parte così da Udine per Tarvisio. Questo treno è costituito da materiale navetta. Siamo ora sulla locomotiva della serie E646. Il segnale di partenza a vela quadrata perché a destra mostra il verde e sotto vi è il numero 1 e il triangolo della velocità 30. 1 direzione Tarvisio. Ora il treno prende la direzione di Tarvisio. Vediamo a destra allontanarsi la linea per Gorizia-Monfalcone-Trieste. In mezzo il binario unico della linea di Cividale e in fondo il deposito locomotive. Possiamo ora notare come spesso gli apparati delle stazioni vengano costruiti male. Siamo partiti sul corretto tracciato di arrivo della linea di Tarvisio. Si potrebbe partire perciò a piena velocità. Invece ora bisogna fare questa deviata, passare sull'altro binario, il binario di partenza da Udine verso Tarvisio, e poi alla fine percorrere ancora l'ultima deviata. E tutto sempre a 30 km l'ora. Si percorre ora la curva che prende direzione nord. Fra Udine e Postovat vi è ora tutta una serie di passaggi a livello. Ecco il primo passaggio a livello. Sembra doppio binario, ma in realtà siamo ancora in stazione. Ed ecco finalmente l'ultimo scambio, lo scambio estremo di Udine. La linea torna a semplice binario. Questo tratto poteva essere subito a doppio binario, ma a causa dell'opposizione del comune non lo sarà mai. La linea verrà spostata sulla nuova circonvallazione. Comincia ora tutta una serie di passaggi a livello automatici. Lasciata l'ultima vettura, lo scambio estremo, si può prendere la velocità. In questo caso la velocità della linea è 140, però la nostra locomotiva per un guasto è limitata a 135. Il treno prende velocità. Tavole di orientamento del segnale d'avviso di Postovat. Il segnale mostra verde, avviso di via libera. Ponte di 6 metri sulla roggia di Palma. Ci si avvicina al posto movimento Watt, ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione, mentre da destra proviene la nuova linea di cintura ancora in costruzione. Verde, via libera, avviso di via libera. Si transita ora in stazione di posto movimento Watt, ma un segnale di rallentamento ci avvisa ora dei lavori in corso, bisogna rallentare.
Ancora in stazione abbiamo ora l'inizio del rallentamento a 60 per lavori in corso. Segnale di partenza mostra il verde, via libera. Inizio del rallentamento. La linea ora è a doppio binario. La nuova deviata estrema di Posto Watt. Prima la deviata era molto più lontana. Oggi farà ancora più caldo. Qui vi era la deviata estrema, che adesso è stata spostata. Si vede ancora il segno della nuova massicciata ed ecco la fine del rallentamento. Hanno tirato via la deviata lì. Si può ora riprendere velocità 135, la velocità della linea ora 150. La nostra locomotiva però per un guasto non può superare i 135. Siamo ora sul tratto dove il nuovo binario è stato affiancato al vecchio, come si vede dai pali della linea aerea. Siamo qui in salita del 10 per 1000. Ecco la fermata costruita e poi abbandonata di Reana del Royale. Prima qui vi era una stazione sulla linea a semplice binario. Il nostro treno è un treno solo festivo. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di tricesimo. Il segnale mostra verde, avviso di via libera. Ci si avvicina ora alla comunicazione finora inattiva di tricesimo, il cosiddetto cappello del prete.
Qui dovrebbe esserci il blocco automatico banalizzato, invece vi è ancora il blocco elettrico. Ecco la fermata Tricesimo San Pelagio, posto di blocco, e il segnale di blocco verde via libera. Sin qui i due tracciati coincidono. Ora il nuovo tracciato abbandona il vecchio che si dirigeva a destra e poi con una curva a sinistra intersecando il nuovo. Siamo ora al punto di intersezione, ecco, fra vecchio e nuovo tracciato. Il nuovo tracciato entra nella galleria Gardiana di 765 metri. Usciti dalla galleria vi è ora un piccolo culmine e poi la linea scende al 10 per 1000. Ora le tavole ci annunciano il segnale d'avviso di Tarcento. Si entra nella galleria di Noyaret di 373 metri. Il segnale verde, avviso di via libera, si trova poco prima dello sbocco. Da sinistra ritorna il vecchio tracciato e si vede il ponte dell'antico tram di Tarcento. Il nostro treno festivo in questa prima parte del viaggio è diretto. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Tarcento. Il segnale mostra il verde, via libera, avviso di via libera. Siamo ora nuovamente in salita del 10 per 1000, poi vi è il piazzale orizzontale della stazione. Si transita per la nuova stazione di Tarcento. Il segnale di partenza verde, via libera. In questo tratto vi era ancora una piccola coincidenza fra i due tracciati, anche se il vecchio era più tortuoso. Ora siamo in discesa del 10 per 1000. La stazione di Artegna della vecchia linea semplice binario è ora fermata della nuova linea doppio binario. Il fabbricato, ancora in uso nella stazione, è completamente rifatto dopo il terremoto del 1976. Il nuovo tracciato ora si avvia
ha rilevato per la traversata di Gemona in quota, 5 metri più in alto del vecchio tracciato. Siamo di nuovo in salita del 10 per 1000. Ora sulla sinistra si allontanava il vecchio tracciato. Si può ancora vedere la traccia della massicciata. Siamo sul nuovo rilevato di Gemona. In fondo appare il monte San Simeone. Sotto questo monte vi era l'epicentro del terremoto. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Gemona. Il segnale mostra verde, avviso di via libera. Si passa con questo viadotto ora in Torrento Orvenco. In basso a sinistra sempre il vecchio tracciato. Ecco ora le tavole di orientamento e il segnale di protezione di Gemona giallo, via libera, avviso di via impedita. Si entra ora nella nuova stazione di Gemona, che è stata completamente terminata. Vediamo a sinistra il viadotto della linea che proviene da Sacile-Pinzano. Ed ecco il piazzale integralmente terminato della stazione di Gemona. La linea di Sacile, che prima si innestava qui, è ora indipendente. Il treno frena per la fermata d'orario. Ed ecco apparire il fabbricato di Gemona dalla curiosa forma curva come un vagone merci. Finito allora. A sinistra l'automotrice pronta a partire per Sacile. Scusa, Robert. Apri. Scusa. Vediamo una roba che non abbiamo fatto prima. Il primo segnale di partenza di Gemona passa ora da rosso a giallo e poi a verde. Via libera con avviso di via libera. Il capotreno ha dato l'ordine di partenza. Si riparte da Gemona. Che sta alla finire, vedi come vuoi, chiami. Ecco il primo segnale di partenza. A sinistra il nuovo fascio merci. Buttalo via. C'è Volpe che ti mette fuori minuti quello lì. La Volpe. Chiama voi. Che ne so è? E dopo ce ne faccio quella come si chiama? Come si chiama? Nata? Ah, può essere. Può essere nata. Allora che vuoi?
Ciao, vai per qua. Faggio. Ed ecco ora il secondo segnale di partenza, verde via libera. 626, vedo dove ce l'hai. Quando vuoi fare 626. Si riprende la salita al 10 per 1000. Là c'è loro, sono 626. Il nuovo tracciato prosegue diritto mentre il vecchio aggirava la collina. Il vecchio tracciato passava la piccola galleria di Ospedaletto. Se vuoi avere il patentino, sono dietro. Il nuovo tracciato invece entra nella nuova galleria di Ospedaletto, lunga 214 metri. A sinistra più in basso si vede la vecchia galleria abbandonata. Dopo la galleria di Ospedaletto vi è questa piccola galleria artificiale per contenere la spinta della collina. Ed ecco la galleria del Monte Ercole di 346 metri. All'uscita di questa galleria si interseca a 90 gradi il vecchio tracciato che da sinistra si allontana a destra. Si passa ora il nuovo viadotto dei Rivoli Bianchi di 1050 metri. Ora sulla destra si vedono le arcate del vecchio viadotto abbandonato dei Rivoli Bianchi. E poi i due tracciati più o meno coincidevano, anche se il vecchio era tortuoso. Si vede ora sulla destra la traccia dell'antico tracciato e poi il piazzale abbandonato della stazione di Venzone. La nuova linea invece passa per la nuova fermata di Venzone. Tavole di orientamento, segnale d'avviso giallo-verde lampeggiante, avviso di velocità 60. Si percorre ora il viadotto di Portis. Si impegna, eh? No, no. Non salire neanche, non sta serio. Il treno frena mentre si passa il viadotto di Misigulis. Ed ora il segnale di protezione rosso-giallo, velocità 60 e avviso di fermata. La stazione di Carnia è ancora in fase di lavoro. Quando è stato inaugurato il nuovo tratto di Pontebana, 12 luglio del 95, l'avvocato Necci ha detto che in novembre la stazione di Carnia sarebbe stata completata.
Vediamo invece ora cosa vi è veramente in stazione di Carnia. Abbiamo qui una vera e propria interruzione della nuova linea. Il nuovo piazzale è pronto. Il piazzale invece dei binari di transito no. Perciò ora dobbiamo entrare sulle deviate nel nuovo piazzale. Un solo binario consente la deviata a 60, quello dove vi è il marciapiede, dove ora andiamo noi. Tutte le altre deviate sono a 30, perciò tutti i treni devono entrare in deviata e fermarsi. Su un binario a 60 e sugli altri a 30, e poi ripartire nuovamente in deviata. Quando sarà finita questa stazione non si sa. Infatti si era detto a novembre, ma come sempre non si era specificato di che anno. Si passa ora alla deviata che ci porta nel nuovo piazzale. A destra vediamo lo squallore del piazzale ancora in costruzione, dove un giorno si potrà transitare a 150 km/h. Seguire, ci vediamo qua. Non ho fatto niente. Provvisorio. Come, guarda pare che ha messo giù. Sembra tutto di papele. Avevano detto in novembre dell'anno scorso era pronto tutto. Guarda qua. Ed ecco come oggi la stazione di Carnia. A destra il fabbricato lontano dai binari e questo è l'unico marciapiede dove i viaggiatori possono salire o scendere dal treno, completamente privo di pensiline, e in mezzo ai lavori in corso. Torre di Babele. Guarda mica, ecco. Il nostro treno si ferma a Carnia come da fermata d'orario. Ma in questo momento, come si è detto, tutti i treni devono fermarsi non essendo possibile un transito in deviazione. Aupa non si ferma, Com'è? ad Aupa non si ferma. Fai fate fotocopie? Ma cosa? Ma tu fai fotocopie se ti fuori? Formaggio. No, ma forma. Io ne ho due. Uno per la scuola. Da qui in poi, a parte l'uscita con la deviata provvisoria, la linea ha il blocco automatico banalizzato a corrente codificata. Si riparte da Carnia. Se è possibile. Da questo binario si può partire a 60. Il segnale verde ha sotto il triangolo con infatti scritto 60. Dagli altri binari si parte a 30. E attraverso la deviata si ritorna sulla nuova linea. Certo, viene proprio da pensare vedendo questa situazione, una linea totalmente nuova, strozzata in questo punto su questa piccola deviata. Ecco la nuova linea, sulla destra vediamo allontanarsi il binario abbandonato del vecchio tratto che passava per Chiusaforte e Dogne, abbandonato il 12 luglio del 1995. La nostra linea prende a salire al 14 per 1000 ed inizia qui il lungo viadotto del fiume Fella di 1004 metri. La velocità di questo tratto di linea massima è 160.
Si attraversa così l'ampia vallata del fiume Fella, in fondo all'imbocco del tunnel di Campiolo. Questo tunnel è stato poi attaccato al tunnel di Palis e abbiamo così il tunnel unico di Campiolo-Palis. Ora le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso del blocco 242. Il segnale verde, avviso di via libera, e poi si entra nella galleria Campiolo-Palis di 5.574 metri. Le due gallerie sono state unite perché lo spazio fra le due, il canalone del Rio Glagnò, era largo soltanto 30 metri ed d'inverno vi era una notevole formazione di ghiaccio. Perciò il viadotto del Rio Glagnò, brevissimo di 30 metri, è stato coperto da un tunnel artificiale. In quel punto abbiamo due finestre di plexigas da ambo le parti. Ed ecco ora le tavole e poi il blocco automatico verde via libera numero 242. Ed ecco il punto di congiunzione. Siamo ora nella seconda parte della galleria. La galleria è ora rettilinea, in fondo si vede l'uscita. Tavole d'orientamento del segnale d'avviso del blocco 244. Verde, avviso di via libera. Il blocco 244 coincide con un posto di comunicazione denominato AUPA. Tavole di orientamento del segnale di protezione del blocco 244, verde via libera. Si esce dalla galleria e si attraversa il viadotto di AUPA di 209 metri, a sinistra il posto di movimento e poi appena entrati nel nuovo tunnel gli scambi del posto di comunicazione AUPA. Siamo ora nella più lunga galleria, la Zuc d'Albour di 9.221 metri. In questa galleria vi sono continue infiltrazioni di acqua. Siamo sempre in salita del 14 per 1000. La galleria ora è rettilinea.
Tavole di orientamento dell'avviso del blocco 246, verde avviso di via libera. Si può vedere sull'altro binario con le luci il riflesso dell'acqua che gocciola dalla volta sui binari. Tavole di orientamento del blocco automatico 246, verde via libera. La galleria ora prende a curvare verso sinistra. Prima di quando si vede, Quello che si accende dopo. poi facciamo il preconcimento con le stazioni prima del segnale. Poi non devi chiedere a me, che non è il capo, Poi mi fa la multa. Mica serio, guarda, anche non sorride. Tavole di orientamento del segnale d'avviso del blocco 248. Verde avviso di via libera. Tavole d'orientamento del blocco 248, verde via libera. Si sbocca sul viadotto del Rio Pontuzzo di 110 metri e si entra subito nell'altra galleria, anche questa formata da due gallerie unite, le Piche San Rocco, di metri 4057. Vi era un'apertura nel punto d'unione, la finestra del Rio Sualt, che però ora è stata murata, di modo che non si può scorgere il punto di unione fra le due gallerie, che comunque era solo laterale e non completo, come invece nella galleria precedente. Intanto l'avvisatore della corrente codificata ci annuncia che davanti a noi vi è una restrizione. Ed ecco dopo le tavole il segnale d'avviso di Pontebba, mentre la velocità della linea scende a 120. Giallo-verde lampeggiante, avviso di velocità 60. Si frena per ridurre la velocità a 60. Ed ecco il segnale di protezione esterno di Pontebba, rosso con giallo lampeggiante, via libera a 60 e avviso anticipato di via impedita.
Il treno quindi viene ricevuto in deviata sul primo binario. Se fosse entrato in corretto tracciato saremmo andati in terzo binario. Forse andiamo in primo binario. Qui ora allo sbocco, nel corretto tracciato, la velocità scende a 75 km/h. Ed eccoci uscire ora dal nuovo tratto di linea nella stazione di Pontebba e precisamente nel parco merci della stazione di Pontebba. Dove? Dalla destra il binario del tratto abbandonato. Si passa ora sul doppio binario da sinistra a destra e si comincia ad attraversare il piazzale di Pontebba Parco, che prima del 1918 era la stazione di Pontebba FS, il cui fabbricato si trovava qui sulla destra. Il treno ora, dopo la deviata, può riprendere velocità. Ed ora il segnale di protezione interno, posto a destra con la vela quadrata, giallo, ci dà l'ordine di fermata. Si passa ora il ponte sul torrente Pontebbana, ecco l'antico confine fra Italia e Austria-Ungheria. E qui vi era la stazione di Pontafel, il cui fabbricato si trovava dritto davanti a noi in mezzo al nuovo piazzale. Il nostro treno diretto 1176 si ferma ora alla stazione di Pontebba, la nuova stazione. Non in anticipo. No, perché hanno fatto il TV, no? Sì, sì. Ma solo di questo? No, di tutti. Tutti. Il segnale di partenza passa ora da rosso a giallo, poi giallo lampeggiante e poi verde. Via libera con avviso di via libera. Vai, vai. Senza guai. Allora Malborghito. Malborghito. Si riparte da Pontebba e siamo ora sul vecchio tracciato della linea pontebbana. Quando venne costruita questa stazione, 1966, il tracciato subì qui una modifica. Il vecchio tracciato si allontanava a destra ed aggirava la collinetta del Rio Uccelli. Il nuovo tracciato, anzi l'entrata della nuova stazione, che poi sarà nuovo tracciato, ci passa sotto. Ed ecco il segnale di partenza con la vela quadrata perché a destra. Già non fate niente però via voi. Voi fate come sei matti, eh? Senta che mi fanno me. Sapevo io che la palla. Si passa così sotto il Rio degli Uccelli con la galleria artificiale degli uccelli di 101 metri. La galleria venne già all'epoca predisposta per il doppio binario. Finora abbiamo il binario unico della linea e un'asta di manovra. Mi ha chiesto lei al
Il treno può prendere ora velocità che in questo tratto però è 75. Ecco la galleria del Rio Uccelli, con sopra la nuova autostrada. Inizia ora la rampa. Dritto davanti a noi vi è l'entrata della galleria del nuovo tracciato. Ed ora in questo punto da destra si innestava il vecchio tracciato prima della modifica. Siamo ora in salita del 22 per 1000. Quando l'avvocato Necci è venuto qui ha detto nel discorso tutto sarà pronto nel 97, ora invece tutto è rinviato al 2000. Segnale di protezione verde, via libera con avviso di via libera di Laglesi e San Leopoldo. Questa stazione un tempo non esisteva, venne ricavata poi sul binario di linea e perciò non ha il piazzale orizzontale, ma in pendenza. Ai tempi dell'Austria il nome era Leopoldischer Kirche. Questa stazione è telecomandata. Prima della nuova modifica, Conteva telecomandava anche Pietra Tagliata, che ora è stata abbandonata. Il segnale di partenza verde ci dà via libera. Da qui a Tarvisa abbiamo il blocco automatico su binario unico a corrente reversibile. Si costeggia il fiume Fella sempre in forte salita, 20-22 per 1000. Adesso hanno già cambiato. Nel 2000. 2000. Galleria artificiale di Braida di metri 38. Il segnale d'avviso verde, avviso di via libera di Bagni di Lusnizza. Vai su 70. Io perché? È meglio dare Si passa ora il fiume Fella con il viadotto di Lusnizza di 63 metri. il cazzo di curve qua. Con il nuovo percorso e questa è la seconda traversata del Fella. Dopo le tavole il segnale di protezione di Bagni di Lusnizza, verde, via libera con avviso di via libera. Ed eccoci ora nel piazzale della stazione di Bagni di Lusnizza, ai tempi dell'Austria Bad Lusnitz. La stazione ha ancora il vecchio fabbricato in stile austriaco.
Ed ora il segnale di partenza verde ci dà via libera. Ma fuori ha studiato. Inizia ora il tratto più accidentato e tormentato della Fontebana. Qui è sempre prudente tenersi un po' sotto la velocità massima. Noi se andiamo avanti così passeremo ancora 2 volte. Il treno comunque ora rallenta perché vi è un rallentamento in orario. Questo rallentamento si riferisce al vecchio ponte del Rio Granuda Grande. Ed ecco il ponte e poi la fine del rallentamento. Rallentamento fisso in orario a 65 km l'ora. Si riprende ora velocità sempre in salita del 22 per 1000. Ed ora il nostro treno diretto 11176 finisce di essere diretto e diventa treno locale. Si tratta di un treno festivo, l'orario è studiato apposta per eventuali turisti e gitanti, anche se il treno, a dire il vero, è assai poco frequentato, perché l'orario non invita molto alle gite e in questo senso è preferibile usare l'automobile. È venuta lei, ma con nuova. Ed ecco ora la galleria del Rio Paluga di 243 metri. Vi è ora la galleria del Rio Rank di 340 metri. Allo sbocco di questa galleria vi è la fermata di Malborghetto, dove bisogna fermare. Ed ecco l'antica fermata di Malborghetto, in perfetto stile austriaco, quando il nome era Malborghetto. Si riparte da Malborghetto in pendenza del 22 per 1000.
Il treno riprende ora velocità sempre in salita del 22 per 1000. Bisogna dire che la locomotiva 646 si comporta bene. D'altra parte il treno comunque è corto. Non è ancora il momento, ma Le tavole di orientamento del segnale di avviso di Ugovizza. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Distanza ridotta fra il segnale di protezione e il segnale di partenza. Ora la pendenza si attenua al 10 per 1000, mentre si passa il fiume Fella per la terza volta, con questo ponte di 20 metri. Poi vi è un altro ponte, sempre di 20 metri, su una strada campestre. E siamo nella piana di Ugovizza. Ed ecco ora il segnale di protezione di Ugovizza giallo, via libera con avviso di via impedita. Il nostro treno si ferma come d'orario a Ugovizza. Il fabbricato è però spostato verso gli scambi lato Udine. Perciò il punto di arresto impedisce al treno di liberare gli scambi di coda. però non ci sta. Ed ecco Ugovizza, l'antica Ugovic, in sloveno Ukve. Il treno si ferma qui alla fine del marciapiede, ma non libera gli scambi di coda. Per questo motivo l'apparato, non essendo liberato l'itinerario di arrivo, capta ora l'itinerario di partenza come un transito, e questo provoca la mancata accensione del ripetitore che si trova qui più avanti, che indica la posizione di apertura del segnale di partenza. Il ripetitore infatti può funzionare solo se il treno è entrato integralmente nel binario di arrivo. Il ripetitore rimane perciò spento e il dirigente movimento deve poi dare lui la via libera con la paletta di comando. E lampeggia che cosa? Le scritte che cosa lampeggia? No, si vede un bianco, un quadrato bianco. Ah, quel quadratino che c'è lì. Ma aveva fatto prima un pochettino, Adesso capisco. No, non ha chiuso le porte, chiuse. Ordine di partenza e si riparte da Ugovizza. Su. Prima aveva lampeggiato un pochettino. Ma dopo si è messa a posto. Si è normalizzato. No, quando lampeggia deve lampeggiare. Ah, sì? davvero. No, prima aveva... Ed ora, alla fine di questo tratto rettilineo, vediamo il ripetitore spento. Come il treno non ha liberato, E questa è una lacuna delle ferrovie italiane. Il ripetitore esiste soltanto per i segnali di partenza e soltanto se il treno è effettivamente integralmente dentro il binario di partenza, mentre all'estero i ripetitori ripetono tutto, anche in piena linea, e ciò aiuta enormemente il macchinista. Ed ecco ora il segnale di partenza verde via libera.
In fondo vediamo le Alpi Giulie. Siamo ora in una zona di montagna molto bella. Minaccia la vediamo. E qua la minaccia dov'è? Si continua a salire in pendenza lieve, 10 per 1000. Sopra il ponte che abbiamo appena passato passerà la nuova linea Pontebana, che poi avrà sulla destra la nuova stazione di Ugovizza Valbruna. Ora si passa sotto l'autostrada di Alpe Adria. Il ponte dell'autostrada si chiama Ferstadt, perché sotto appunto vi è la ferrovia dello Stato. Dopo il ponte vediamo a destra in basso il fiume Fella, incanalato nel nuovo tratto che costeggia la nuova stazione, di cui vediamo il piazzale in costruzione. E poi passiamo per la quarta e ultima volta il Fella con un breve ponte di 2 metri e poi il Fella a sinistra si avvia alla sorgente. Il treno intanto si ferma alla fermata di Valbruna-Lussari, al tempo dell'austa Wolfsbach-Seissera, perché qui vi è la Val Seissera. E proprio qui ora la linea riprende a salire al 22 per 1000. Intanto nel prato circostante è pieno di appassionati che fotografano il treno, però hanno ancora tempo, perché prima che il treno non passi più qui ci vorranno ancora parecchi anni. È pieno di gente che ci fotografa. Sono in 4. Gli amatori. Sì, ma hanno tempo fino al 2000, non occorreva venire. Vai. Si riparte in rampa del 22 per 1000 e con il fischio un saluto agli appassionati che stanno fotografando il treno. Tira. Vai un po' amatori, vedi qua, gli amatori, Davanti a noi vi è ora un pianoro dove vi era una palude, il campo dei Rospi, da cui poi il nome di Campo Rospo, divenuto in italiano Campo Rosso. La linea non seguiva il pianoro, ma sale qui invece sul fianco solido del monte. Dove Cigole è qui in Rio. Ed ecco ora il segnale d'avviso di Campo Rosso, giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. E poi il culmine della linea. 813 metri sul livello del mare. Si passa qui lo spartiacque fra l'Adriatico e il Mar Nero, il bacino del Danubio. Ed ora si comincia a scendere
in Carinzia. Questo tratto, anche se Italia, infatti geograficamente appartiene alla Carinzia. Siamo ora in discesa del 20 per 1000. Ed ora il segnale di protezione di campo rosso giallo, via libera, avviso di via impedita. E si entra in stazione di Camporosso in Val Canale, l'antica Seifnitz-Luscharisberg, perché quella volta era da qui che si saliva al monte Lussari, prima della costruzione della funivia. Sono contento, ho votato e poi lasciatemi. Ecco, adesso batteria sei. Sì, no. Tutte donne qua. Scalo, sono di Pascalo. Mi fare una bella Si riparte da Camporosso. In fondo il segnale di partenza verde ci dà via libera. E subito riprende la pendenza al 21 per 1000. Si passa ora a Rio Bartolo con un ponte di 14 metri. Sono a Trieste che votate? Cosa? Sono a votare a Trieste, non è l'indicazione, no? Triestini, non voto. Alleanza Nazionale voi, Triestini? No, ma Trieste è sempre stata però, è permesso, no? Sì, è una roba. Anche qui hanno fatto. Che io dobbiamo. Ho buttato giù la vecchia. Siamo ora nella bellissima conca di Tarvisio. Spettacolo che un giorno con la nuova linea non si vedrà più. Si entra ora nell'abitato di Tarvisio. No, un pezzo abbiamo fatto, un pezzo fa dentro. Si passa con un ponte di 6 metri sopra la via Romana. Eccoci qua. Ed ecco le tavole dell'avviso di Tarvisio, che mostra giallo-verde, avviso di velocità 30. Intanto il treno frena per fermarsi a Tarvisio città. Ed ecco il marciapiede della fermata Tarvisio città, l'antica Tarvisstad. Qui la pendenza si attenua al 4 per 1000.
Poiché la stazione centrale è decentrata, il servizio viaggiatori si svolge tutto qui, a Tarvisio città, che comunque, nella solita economia delle FS, è stata completamente disabilitata ad ogni servizio, non vi è più nemmeno la biglietteria. La sua passare la domenica. E questo nonostante sia sempre affollata di viaggiatori, che dopo devono essere regolarizzati in treno. Vai. Via. Si riparte da Tarvisio città. La pendenza aumenta al 23 per 1000. Al segnale di protezione di Tarvisio centrale la velocità scende a 60. Noi però abbiamo la deviata a 30, come ci è stato annunciato dal segnale di avviso. Non è una buona idea fare arrivare sto treno con la macchina di qua. Era meglio se spingeva. Si vede qua a Trieste, no? La sera allora deve essere la macchina di qua. E qui fa Lecce, andiamo giro. Sono tutto avviso subito, guarda. Come arriviamo noi? Sono da avviso. Quanto che caschi. Comunque va niente Trieste. Qui non va Trieste. Dopo per la coincidenza. Ed ecco ora il segnale di protezione di Tarvisio centrale rosso-giallo, velocità 30 e avviso di fermata. Vai a votare di giugno o salti? Vai di giugno, dai, vai di giugno. Il primo lavoro stamattina dalla messa dove viene da votare. A mente fresca. Anche a me. Sai, io sono messo così, sai, sono messo io. Ho invocato l'ispirazione di Dio. A mente fresca. No, ma che casa a Canada, via. E si entra così nel piazzale di Tarvisio centrale. Il nostro treno, che svolge soltanto servizio interno, non deve perciò proseguire all'estero e non è pertanto necessario abbassare i pantografi per il cambio della corrente. Ma poiché abbiamo la locomotiva in testa e bisogna quindi fermarsi proprio a pelo, per prudenza i pantografi vengono abbassati lo stesso. Certo, sarebbe stato logico che il treno arrivasse a Tarvisio con la macchina che spingeva in coda, in questo modo non vi erano problemi con i sezionamenti e non con la macchina in testa. Ma si sa che la logica presso le ferrovie italiane non è di casa. Ma chi qua? No, si risolve il problema, se hai i soldi. L'italiano dai soldi da fa tutto. Sulla destra si allontana il raccordo triangolare con l'antica linea rudolfiana che collegava Tarvisio a Jesenice e Lubiana. Guarda, che miseria. Ed eccoci a Tarvisio centrale, termine del tratto italiano dell'attuale linea Pontebana e un tempo stazione della linea rudolfiana Anstetten, Kreiraufling, Selstall, San Michael, San Veit an der Glan, Villacco, Tarvisio, Jesenice e Lubiana. Il nostro treno va ora in deviata in secondo binario. Avendo la macchina in testa, bisogna fermarsi in modo da non passare il sezionamento della corrente a tensione EBB. Vi è il segnale d'abbassamento pantografi che in questo caso serve da aiuto come punto di orientamento. Il treno appena riesce a stare fra il sezionamento e lo scambio di coda che deve essere libero. E finisce così il viaggio del treno 1176 Udine-Tarvisio festivo. Ecco in alto il segnale dell'abbassamento pantografi e il sezionamento. Quindi così, se muore, si muove, prendi qua, diretto lì, passa di qua, e qui abbiamo poco tempo di stare a giocare. Wow, io
ti vidi bibidi, chiale? Di volpe sappi da sai dove Il Monte Re, ancora innevato, e gli Off-Ward, sopra la stazione di Tarvisio Centrale. Ed ecco il materiale navetta del treno 1176 in salita, che ora farà il locale 1177 Tarvisio-Udine. La locomotiva 1044 austriaca è in attesa dell'Espresso 232 gondoliere, Venezia-Vienna. Il nostro treno locale riparte per Udine dopo l'arrivo del gondoliere. Vi è qui l'incrocio fra i due treni. Il posto di guida della vettura pilota. Ed ecco Lindbergh. Il nostro Lindbergh, che è un pilota, è la mascotte. Ed ecco il macchinista di questa ripresa, con la mascotte Lindbergh. Il gondoliere è arrivato, la 1044 si è portata in testa. E siamo arrivati all'ora di partenza dell'1177. Con la locomotiva ora in spinta. Il segnale di partenza passa al verde, via libera. Anche se sotto non vi è il triangolo, comunque bisogna partire a 30. Si parte da Tarvisio Centrale a 30 km/h, in deviata. Anche quell'altra era così, no? Ah, ma la pilotina è tutta differente del locomotore, E allora ho detto, boh, sarà così anche questo. Boh, allora... Comincia la salita al 23 per 1000. Questa è una
Il treno in salita 1176 è stato messo nei festivi per eventuali gitanti. Ora il materiale però deve tornare a Udine e così abbiamo questo treno locale di ritorno 1177. È un treno oggi da considerarsi eccezionale, perché infatti nel tratto da Carnia a Tarvisio, nella solita questione di economia, sono stati soppressi tutti i treni locali e sostituiti da autocorriere. Così, nei giorni feriali abbiamo le autocorriere e nel giorno festivo questo unico treno locale. La velocità del tratto di linea è ora 75, ma noi dobbiamo fermare a Tarvisio città. Ed ecco Tarvisio città, l'antica Tarvistadt, dove la pendenza si attenua al 4 per 1000. Davanti a noi la chiesa di Tarvisio e la torre superstite dell'antica cinta muraria della città, la zona denominata oggi Tarvisio Alta, mentre a sinistra abbiamo Tarvisio Bassa. Da Luca, 3 metri sei fuori, 3 metri buttavi giù tutto. Visto che allora è sempre meglio fermarsi un po' prima. Bene. Si riparte da Tarvisio città ed ora la rampa è del 21 per 1000 in salita. Da dove andare la rampa? Però fa cagliare, anche dai monti. Ed ora una sgradita sorpresa: nel fare le transizioni delle varie combinazioni, gli shunt, cioè gli indebolimenti di campo, non funzionano. Perciò sarà necessario passare dalla serie alla serie parallele, poi al parallelo, con lo scatto continuo, senza prima indebolire il campo. E così il treno, nella transizione, fa un balzo in avanti notevole, Quando si va in giù con gli sci, che dà indubbiamente un po' di disagio al viaggiatore. In queste macchine vi è sempre qualcosa che non funziona, ma questa è la regola quotidiana. Se rimane inceppato il combinatore tocca andare dietro. cammina i numeri, no? Ecco, adesso fatta la transizione, il treno ha fatto un vero e proprio scatto in avanti. Tavole di orientamento dell'avviso di campo rosso. Di brutto. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ma non fare mai il parallelo qui. Non te lo dire adesso. Scatti solo grosso. Ed ecco ora le tavole di orientamento e il segnale di protezione giallo, via libera con avviso di via impedita di campo rosso.
Poi si passa il Rio Bartolo con il ponte di 14 metri. Si entra nel piazzale di Camporosso, l'antica Seifnitz-Luscharisberg. Da qui, sulla sinistra, in alto, è visibile il santuario del Monte Santo di Lussari. Camporosso. Non ti fai vedere questo? No, nessuno. Via. Via, via. Si riparte da Camporosso. Il segnale di partenza verde ci dà via libera. Qua c'è la pista. Quella lì è tutta neve Finta. finta. La neve finta di cui si parla non è quella che si vede in alto sui monti, ma è qui sulla nostra sinistra non visibile per una pista di sciatori, una pista innevata in mezzo ai prati. Nuovamente si sale in rampa del 20 per 1000 verso il culmine. Ed eccoci ora al culmine, il confine fra la Carinzia e la Carnia. Questa parte, infatti, anche se in Italia, geograficamente è Carinzia. Al culmine vi è lo spartiacque fra il bacino del Mar Nero, cioè del Danubio, e il bacino del Tagliamento, cioè dell'Adriatico. Ed ecco il culmine, 813 metri sul livello del mare, il punto più alto della linea Pontebana. E poi discesa del 22 per 1000. È diventata la linea del Far West. Cosa ne fa questo? Era un commento. Il commento del macchinista si riferisce allo stato dei binari, che è abbastanza precario. E questo nonostante la linea sia sempre un transito internazionale, perché prima che arrivi la nuova linea saremo nel nuovo secolo. Si frena ora per fermare a Valbruna Lussari, l'antica Volksbach-Seissera. Sulla sinistra vi è la funivia del Monte Santo di Lussari e poi avanti la Val Seissera, una bellissima valle che porta sotto gli Aufwart.
Ed ecco l'antico fabbricato di Wolfsbach, oggi Valbruna. Davanti a noi vediamo i lavori del piazzale della nuova stazione di Ugovizza Valbruna, della nuova linea Pontebana. Si riparte da Valbruna. La moglie scappa. La pendenza ora è attenuata al 10 per 1000. A sinistra sempre il piazzale della nuova stazione in costruzione. Poi si passa con un ponte di 2 metri, per la prima volta il fiume Fella che proviene dalla destra e poi è incanalato a fianco della nuova stazione. Segnale d'avviso di Ugovizza giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Si passa ora sotto l'autostrada di Alpe Adria, il ponte Ferstadt, Ferrovie dello Stato. Non si capisce mai bene. Lo lasceranno lei finché non va. Ci vai a fare. Si va fuori. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione di Ugovizza giallo, via libera con avviso di via impedita, e si passa sotto il viadotto della nuova ferrovia Pontebana. Si entra nel piazzale della stazione di Ugovizza, l'antica Ugovic, nome sloveno Ukwe. Bisogna anche qua. Via. Via. Il segnale di partenza verde ci dà via libera e si riparte da Ugovizza. La valle è qui ampia e ora siamo in discesa del 10 per 1000. Frenava subito. Vai contrario.
Qui è lento, qui è molto Lenta e lento. poi prende di più. Dopo un ponte di 20 metri su strada campestre, si passa la seconda volta il fiume Fella con un altro ponte di 20 metri. Guarda in mania. Ed ora la pendenza aumenta al 22 per 1000. Dove siamo, c'è un pochetto qua, Sì, ma non arriva ancora. Come può arrivare qua? Praticamente bisogna frenare a metà perché prenda quello. E non devi volare sempre, se voli sempre te, vai dopo. Come adesso hai sbagliato, non devi volarlo. Non mollare mai tutto. Perché se molli, si scarica. E prima che ci vuole ricaricare tutto, passa tempo e hai già volato la stazione. Tieni, tieni. Si ferma ora alla fermata di Malborghetto, l'antica Malborghetto. Le calcole. Dove spedite, Classificato. Davanti a noi la galleria del Rio Rank di 340 metri. La ricarica L'Averta, l'Averta. 13 arrivo via. Via. E si passa così la galleria del Rio Rank. Ed ecco ora la galleria Rio Paluga di 243 metri. Siamo sempre sul tratto più accidentato e tormentato della Pontebana, dove è meglio tenersi sempre un po' al di sotto della velocità massima ammessa di 75. Avviso di rallentamento a 65 per il ponte del Rio Granuda Grande, che da anni
è messo male e non viene mai riparato. Questo rallentamento è fisso in orario. Tavole di orientamento dell'avviso di Bagni di Lusnizza. Il segnale mostra verde, avviso di via libera. Ed decorre il rallentamento per il ponte del Rio Granuda Grande. E poi, come si vede dai segnali, sebbene il rallentamento sia riferito al ponte, il tratto indicato è più lungo del ponte per una comodità di posa dei segnali attaccati ai pali della linea aerea. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Bagni di Lusnizza giallo, via libera, avviso di via impedita. Si entra così nel piazzale di Bagni di Lusnizza, l'antica Bad Lusnizza. Quanto ne vuoi? Si incrocia qui un treno ascendente. Vetture vuote. Un treno di vetture vuote che vengono mandate a Tarvisio per poi servire per altri treni. I misteri delle fesse. Si fanno i treni locali con gli autobus e intanto si fanno circolare treni con vetture vuote. Così però si risparmia il capotreno e il conduttore. Il ripetitore che vediamo a sinistra si è acceso con le due luci bianche e ci indica che il segnale di partenza è verde. Verde, verde. È uguale grande. La catena, ci sono le catene qua. Via. Si riparte da Bagni di Lusnizza. Non tu insegni neanche a fare il capotreno? Se non sono capace neanche... Ho fatto 3 mesi di supplenza e poi sono andato via perché non sapevo insegnare. Cosa vuoi? Ed ecco il segnale di partenza verde via libera. Riprende la rampa al 22 per 1000. Hai insegnato Il conduttore è come l'aiuto macchinista, hanno bisogno di Alle istruzione. elementari, no? Ero in graduatoria permanente come maestro. Ho fatto 3 mesi di supplenza e poi mi sono partito. C'è un altro capotreno che faceva il maestro, uno che abita a Ronchi, Ah sì. tipo simpatico, Sì. il viso un po' tondo. Sì, sì. No, ma io ho fatto 3 mesi. Come si chiama? Ho fatto 3 mesi di supplenza. Avevo in graduatoria, nel concorso lì, ero entrato dentro in graduatoria permanente nel 72-73. Ho fatto 3 mesi e poi sono andato via. Invece le colleghe che erano dietro me come graduatoria. Ed ecco la traversata del fiume Fella, la terza, con il viadotto di Lusnizza. Insegnare, è difficile insegnare. Il viadotto è lungo 63 metri. Poi io sono implanato, non so le cose, uno per cui è meglio non insegnare.
C'è pure il marito a Capotreno, adesso ti insegna il marito. Perché questo è il marito del Capotreno? Sì, come convivente, Cesare, convivente. Tutto in famiglia, Tutto in famiglia. Ma forse lo conosce, infatti là. Ecco quello. si radica proprio al Capotreno e con... Le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Laglesie San Leopoldo. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Galleria artificiale di Braida di 38 metri. Non è da spaschi, Dio è buono. E lavorare fino alle 4 che viene in alto. Indubbiamente il tratto superstite della vecchia linea Pontebana non ha la bellezza e il fascino del tratto che è stato abbandonato il 12 luglio del 95. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di Laglesie San Leopoldo. Giallo, via libera, avviso di via impedita. San Leopoldo venne costruita ai tempi dell'ingrandimento della stazione di Pontebba, in piena linea. Perciò non ha il piazzale orizzontale ma in pendenza, come lo avevano pure pietra tagliata e dogne che oggi sono abbandonate. Laglesie San Leopoldo, un tempo Leopoldischer Kirche come semplice fermata, al segnale di partenza accoppiato all'avviso di Pontebba. Il segnale dal rosso passa al giallo e poi al verde, via libera con avviso di via libera. Sembra che questa è in pendenza. Andiamo via. Si riparte dalla Laglesie San Leopoldo. Sono 6 km più di esposizione di immagini. Bello! Guarda che stanno nelle direzioni di Oreo. Sì? Mosco! Sei tu stato o sta? Ah no! Quello lì è il Capotreno. Ma è proprio invasato queste elezioni. Ha la percentuale lui. E tu devi votare bene, mi raccomando. Prima che parlava di alleanza nazionale, no? Sapete che il marito della moglie della Mussolini è diventato dirigente del ferrovie. Le ferrovie? Improvvisamente Guarda, Tu voteresti soldi? questo devo votare, vedi? Questo è il mio partito. Era verde o era giallo? Verde. verde. Bravo, molto.
improvvisamente, lui era finanziere, improvvisamente è diventato dirigente delle ferrovie e lei ha detto perché così sta vicino al bambino della Roma. Tavole di orientamento della protezione di Pontebba, giallo, via libera, avviso di via impedita. Qui la vecchia linea si allontanava a sinistra. Ed aggirava questa collinetta, mentre il tracciato per la nuova stazione passa sotto con la galleria del Rio Uccelli di 101 metri. Ma io ero a casa adesso, mangio tutta carne rossa. Qui è già tutto predisposto, come si vede fin dalle origini, per un doppio binario e qui infatti arriverà il doppio binario quando verrà attivato il nuovo tratto di linea. Si entra in piazzale della stazione di Pontebba, l'antica Pontaffel, e qui da sinistra veniva la vecchia linea. La stazione di Pontaffel si trovava in mezzo all'attuale nuovo piazzale ed è stata poi sostituita dalla nuova stazione di Pontebba, dove ora il nostro treno si ferma. Sulla destra un treno incrociante carico di automobili. Lascia andare avanti oltre quei 4 coppi adesso. Non già capire poi dov'è. Come giù in fondo, vedi? Ma in fondo la pensilina lì. Qui la mia conosca. Ed ecco il treno incrociante partire verso Tarvisio, sul terzo binario. Il segnale di partenza passa al verde via libera. Questi nuovi impianti hanno sempre qualcosa che non va. Qui sarebbe stato logico, data la distanza, avere, come in arrivo, dove vi sono 2 segnali successivi di protezione, avere anche 2 segnali di partenza. Questo qui e uno poi alla fine del piazzale merci, invece così non è. E questo segnale ci dà ora la via libera fino nella nuova galleria e fino al primo blocco automatico intermedio. Una sezione lunghissima. Nel caso 2 treni debbano corrersi dietro, questo indubbiamente comporta la perdita di minuti. Io dove giro? Sì. Per lei? Sì. Aspetta, Ogni stazione è un Perché questo imbecille qui passa così. Che imbecille. Si riparte da Pontebba. Ed ecco il segnale di partenza verde via libera. L'austriaca Pontaffel e l'italiana Pontebba erano divise dal torrente Pontebbana. Il ponte faceva da confine di Stato. Di fronte vediamo il municipio grandioso di Pontebba, costruito proprio a scopo propagandistico, di fronte al confine. Un municipio enorme per un paese piccolo. Io sono paesano, sto qua. Ed ecco l'antica stazione di Pontebba FS, oggi Pontebba Parco, lo scalo merci. Proprio di pietra. Di pietra. E che fa qua? Ed ora, alla fine dello scalo, una volta si andava a sinistra nella galleria San Rocco, sulla vecchia linea, ed ora si va nella nuova galleria di San Rocco, collegata però alla galleria Le Piche. La galleria Le Piche San Rocco di 4.057 metri. La nuova linea doppio binario del 12 luglio 1995. E qui
Sarebbe stato logico un secondo segnale di partenza che invece non c'è. A sinistra l'antica linea abbandonata. Ed eccoci nella nuova linea, velocità massima 160, ma la nostra macchina è limitata comunque a 135. Si inserisce la ripetizione segnali. La galleria San Rocco è congiunta alla galleria Le Piche, la divisione Finestro del Rio Suelt è murata. La pendenza ora è 14 per 1000 in discesa, il treno prende velocità. La galleria è lunga 4057 metri, il primo blocco si trova però nella galleria successiva, quindi praticamente abbiamo 5 km tra il segnale di partenza di Pontebba e il primo blocco. Ecco ora il segnale d'avviso del blocco 249, verde avviso di via libera. Ed ecco l'uscita della galleria Le Piche San Rocco. Poi si passa il viadotto del Rio Pontuzzo di 110 metri. Sulla sinistra il viaggiatore può vedere l'antica linea abbandonata. Si entra nella galleria Zuc d'Albor. Ecco il blocco 249, verde, via libera. La galleria Zuc d'Albor è lunga 9221 metri ed ora in curva verso destra e poi rettilinea. La galleria è soggetta a tremende infiltrazioni di acqua, pur essendo completamente nuova. Osservando il binario a destra, il riflesso delle luci sul binario, si potrà vedere più avanti la pozzanghera causata dall'acqua che gocciola dalla volta. Segnale d'avviso del blocco 247, verde avviso di via libera. E siamo ora sul tratto dritto della galleria, in fondo l'uscita. A destra si può vedere sul binario le pozze dell'acqua. Blocco automatico 247, verde via libera.
Avviso del blocco 245, verde avviso di via libera. Il blocco 245 è il posto di comunicazione di AUPA. Ora il segnale di protezione verde ci dà via libera, poi abbiamo gli scambi e poi si esce dalla galleria, a destra il fabbricato del posto AUPA e poi il viadotto AUPA di 209 metri. Si entra nella galleria Campiolo Palisse di 5.574 metri. Le due gallerie sono state riunite artificialmente sopra il canalone del Rio Glagnò. Avviso del blocco 243, verde avviso di via libera. Allarme del codice, restrizione davanti a noi. Blocco 245, verde via libera. Ultimo verde prima della restrizione. Punto di congiunzione fra le due gallerie. La galleria ora curva verso sinistra. Segnale d'avviso di Carnia. Giallo, avviso di via impedita. Allarme del codice, codice 75. Il prossimo segnale è rosso. Si esce così dalla galleria Campiolo Palisse e si imbocca il viadotto del fiume Fella, la quarta traversata del Fella, lungo 1004 metri. Il codice indica sempre che il segnale è rosso.
Anche se il segnale è rosso, comunque tutti i treni, anche il Romulus che non ferma a Carnia, devono comunque fermare perché la nuova linea è interrotta e per Carnia si passa solo transitando in deviata nel nuovo piazzale merci. Segnale sempre rosso e commenti vari dei macchinisti. Tanto ormai lo vedi, no? Oh, santo Dio. Ciao. Lavora lui te, voglio. Eccoci. Bene. Rosso-giallo, 30 e avviso di via impedita. E perché? Boh. Sulle prime ho detto sarà un treno che viene fuori. Ah. Voglio dopo di coglioni. Che registra tutto, né? Sì? Bisogna andare a 30 perché il segnale non indica la velocità e non abbiamo visto l'avviso. Come poi però si vedrà, andiamo nel binario dove si poteva entrare a 60. Ma il segnale non ce lo dice e bisogna andare obbligatoriamente a 30. Ed ecco la nuova linea spezzata e l'entrata con queste deviate nel piazzale di Carnia. Soluzione decisamente provvisoria. Visto che il novembre del 95 non ha visto la nuova stazione terminata, speriamo che in un prossimo novembre finalmente Carnia sia tutta completa e i treni possano transitare. E la nuova linea a doppio binario si riduce ora a questa deviata. A sinistra il binario abbandonato della vecchia Pontebana. Sì. E poi dopo si deve no? La mano. Si vede che ho fatto una cosa. Io la chiara meglio. Domani Ha detto Reghi. presto, domani mi alzo presto, vado a fare dopo domani e poi a Faust non è mica tempo libero domani te. C'è libero domani. Ed ecco il motivo del segnale rosso. È entrato quel treno merci nel piazzale merci e poiché la zona d'uscita del nostro itinerario d'arrivo interessava gli scambi con cui questo treno entrava in stazione, il segnale era perciò rosso. Abbiamo dovuto attendere che il treno fosse completamente dentro. Ed ecco il marciapiede provvisorio e a sinistra la stazione, ora lontana dai binari. Marciapiede in mezzo ai lavori e senza tettoia. Tanto Iele dice gli italiani comprano l'Audi, la Mercedes, noi mandiamo all'estero l'appunto. È la brava, è la brava. Come si vede dal treno incrociante è la giornata dei treni d'automobili. Sono qui. 14 valve. Con il segnale rosso abbiamo ora 4 minuti di ritardo. Il treno merci non è stato tenuto al segnale perché, come vedremo più avanti, dietro vi è ancora un altro treno. C'è la 16, che la sua è la 16. Che stazione c'è? Ciao.
Buono, allora adesso attenzione ogni tanto che non viene la batteria, va bene? Fino a che numero Dopo, dovrebbe arrivare? finché si vuole. In fondo il segnale di partenza si è disposto al verde e si può ripartire da Cartier. Andremo avanti fino a 9999. Le spadeline non si più. Mi ha dato la partenza qui. Sì. Vedi il verde? C'era il Sì, verde, dirigente con la paletta. C'era tutto, dirigente, paletta. Meglio di così. Ah, verde, verde. Ed ecco il segnale di partenza verde con sotto il triangolo della velocità nel quale è scritto 60. Questo è l'unico binario dove si può andare a 60. In ogni caso non sono permessi transiti deviati, perciò tutti i treni al momento devono comunque fermarsi. Novembre dell'anno scorso. No, ma si sa perché? Perché almeno avrebbero meno problemi per ricoverare i carni a Udine Carni. Le elettronitrici, automotrici, quelle che fanno delle sacrifici. Si può andare a 60 qua, no? Altra deviata e il piazzale è così collegato con la nuova linea doppio binario. Maglie e ben passato da montare. Ce l'hai con quella delle votazioni. Io ero il primo stamattina, quando ho aperto il seggio, non là, mi sono messa per essere sicuro di star bene. Il presidente del seggio gli ha offerto una Un grappa. grappa, niente ne femmine, tutti homes. E invece da me Ancora una deviata e siamo finalmente di nuovo sul doppio binario. la sorella del candidato. Ah. Leonardica. Che traffico. Oggi è proprio traffico, sia che lei, direzione, se non è... No, ci sono i piazzatori, festini. No, ma che ho perso io l'ho fatto, no? Sì. Grazie, macchine. Macchine, oggi è giornata di macchine, Ranieri sta portando l'estero a tutti i suoi burrotti. Non si fila più di voi. Ed ecco ora un altro treno nel senso della salita fermo al segnale di protezione. È un treno di vetture tedesche. Un treno straordinario che proviene da Cervignano Aquileia a Grado e va a Colonia. Un treno di turisti che hanno passato le vacanze al mare a Grado. Treno riservato. Gesellschaft è di una ditta. Sì, no, è di Vim, ma è riservato. Sono gente di Grado. Sì. Trieste molto a Cervignano, là con le corriere, adesso vanno a Tittingen. Non mi hanno avvertito, non mai. Ed ora si può prendere velocità. La nostra locomotiva sempre a 135 al massimo, ma la velocità di linea è 150. Il viadotto di Misigulis e poi il viadotto di Portis, ma comunque ora bisogna fermare perché vi è la fermata di Venzone. Non frequento questo qua. Appunto, anche lì. E vi è anche un avviso di rallentamento ad 80. Bagnanti. Che buono, disturbi la studentessa che studia. Sei in studio con il tuo arco lì. Studia uno. Lì. Sto facendo torre di Mattias, questo è strano. E qui lavoro che fa la montaggio, ma lavora, ma le cose. Domani vedremo i risultati. No, stanotte bisogna fare la veglia elettorale. Ma non Se andare a passa- dormire, leggere Se perde Berlusconi domani faccio super. Ma forse si deve arrangiare. Però tutto così, vai a lavorare, guarda. Con fasce di rose. No, ma io ho sempre invece seguito in diretta Sì? il
proiezioni. La Le proiezioni no. Vuoi sbagliare domani? Ah no. Ed ecco la fermata di Venzone. Domani si arrangiano molto. Sì. Domani si arrangiano Ed ecco l'avviso del rallentamento a 80. A sinistra il piazzale abbandonato della stazione di Venzone. Quello delle proiezioni, figurati un po'. Ognuno Ha i suoi gusti. ha il suo. A uno piace l'uno, a uno piace mo. E io? Mi piace l'uno, carico. Come si è visto sinora, il treno trova clienti in tutte le stazioni. Gemona, prossima Gemona. Andiamo via, grazie. Prego. Sì. Dite, tua città è la patente, no? Si riparte da Venzone. Ed ora davanti a noi vi è rallentamento ad 80. Questo rallentamento è dovuto al fatto che le traverse di cemento, questo tratto infatti nuovissimo con nuove tecniche di ingegneria, queste traverse si sono spezzate, presentano delle incrinature per un tratto e quindi la velocità è stata ridotta da 150 ad 80 ed ora chissà quando saranno sostituite. Certo, considerando che tutto è nuovo e questo tratto di binario col cemento armato era considerato quasi un'innovazione fondamentale per le nuove linee ferroviarie, ed ora dopo pochi anni è già tutto rotto, viene veramente da chiedersi se questa innovazione sia proprio così riuscita. Il tratto di rallentamento è ora segnalato dalla consueta tabella gialla di inizio. Sei qua a lavorare. No, Vedrai? E io capo. non credo. Ah, così, Non ridere, sarebbe Ecco l'inizio. Io poi Berlusconi. Stanno facendo delle iniziative. A sinistra il vecchio tracciato accanto a noi. Ed ecco la fine del rallentamento. Ora finalmente si può andare di nuovo a 135. Dato che sotto il cuscinetto che doveva fare da cuscinetto si è sfondato. Sfondato? Dicono. Ma Sai, i tecnici non possono, solo i tecnici possono dire che è sfondato, gli altri devono dire. Ed ecco ora il nuovo viadotto dei Rivoli Bianchi, a sinistra il vecchio viadotto abbandonato. Il nuovo viadotto è lungo 1050 metri. questo qui doveva garantire almeno 50 anni, no? Non doveva garantire. Questo tipo di traversine, come appena detto il macchinista, doveva, secondo le previsioni, durare 50 anni. Invece dopo solo 5 abbiamo già il rallentamento. Ecco ora le tavole di orientamento dell'avviso di Gemona. Verde avviso di via libera. Poi si interseca a 90 gradi il vecchio tracciato e si entra nella galleria del Monte Ercole di 346 metri. Ora la piccola galleria artificiale che contiene la spinta della collina e poi la nuova galleria di Ospedaletto di 214 metri. Poi vi è il segnale di protezione esterno di Gemona, verde, via libera, avviso di via libera. Aprire con soffrire, no? Adesso dai Si entra nel nuovo piazzale di Gemona, a destra il nuovo fascio merci. La stazione di Gemona è ora completa. Ed ora il segnale di protezione interno con la luce gialla ci dà via libera con avviso di fermata. E il treno si ferma in stazione di Gemona. A destra i nuovi binari del servizio viaggiatori
di modo che ora il traffico per Sacile è indipendente. Io non lo sapevo in realtà. Vedi tante luci. No, dire che Non è ancora finita del tutto. Ma Poiché il segnale di partenza è molto distante, anche qui vi è un ripetitore con le due luci bianche. Questo treno che è arrivato improvvisamente è uno scherzo dovuto alla cinepresa, perché intanto vi era il cambio della batteria. Ma una giornata traffica. Ecco il ripetitore a sinistra. sono passati 5-6 merci adesso uno dietro l'altro. Oh, sì, sì. A destra vediamo il nuovo piazzale e la linea che si allontana verso Pinzano Sacile. E poi in fondo il segnale di partenza verde. Come si può notare, dal primo e dal secondo binario non si può partire per Sacile, perciò il segnale di partenza non ha l'indicatore di direzione. Anche questa soluzione può essere discutibile. Il fatto di partire sulla deviata solo da binari deviati, perché la linea è meno importante, può avere una sua logica, ma comunque in una stazione sarebbe sempre bene poter partire verso la diramazione da tutti i binari. Sono sempre delle limitazioni, ma i progettisti hanno voluto così. Si percorre ora la parte finale del rilevato di Gemone, 5 metri più alta del vecchio tracciato che è sulla nostra destra. Una breve salita al 10 per 1000 ed ora, dopo il torrente Orvenco, in discesa del 10 per 1000. Ecco il vecchio tracciato che si ricongiunge a destra con il nuovo. Ed ora bisogna frenare per la fermata di Artegna. Artegna, ex stazione della linea semplice binario, ora fermata sul doppio binario. Il fabbricato enorme di stazione è sopravvissuto.
Tegna. Si può lasciare un po' così. Butta via tutto, infatti. La WWF che ha la chiacchiere tanto. Vedi perché molto verde. Vedi perché molto verde. Si riparte da Artegno ed ora la linea prende a salire del 10 per 1000. No, qui tira su fino a Sì, Tarzeno. ma credevo che qua fosse rimasto. Ah no. Questo materiale qui scorre via subito. Coraggio. E non quindi magagnois. La Renault. Ma torna su. Ecco le tavole del segnale d'avviso che col verde ci avvisa via libera. Io dove vado, ci vedi dire? Esagera. La più pesa sono il centro qua dentro, incluso anche dei... Hai premuto da votare? Ah sì, eh? Vai così, vai così. Dal 100. Ecco le tavole del segnale di protezione, luce gialla, via libera, avviso di via impedita. Il treno si ferma in stazione di Tarcento. Poiché Carni è ancora a metà, e questa al momento è l'unica stazione della nuova linea completamente terminata. Buon Tarzento. Sempre l'agile. 04. Il segnale in fondo passa al verde. Com'è? Si vede il segnale. Verde, verde, via. Verde, verde. Si riparte da Tarcento e poi vi è una breve discesa al 10 per 1000. Ah sì, ma c'è, sì.
i segnali li mettono E sempre. qua vi è anche il ripetitore con le due luci bianche. Farti servire solo un po' di roba qua, dico io. Che lo scalo è chiuso, insomma, sai? Ed ecco il segnale verde. Mi farei pagare tutto quello che ha ideato questo scalo qui. No, lui ha fatto il giusto. La colpa sta nei vertici. Hanno fatto una regola che se un impianto non fa 2000 carri all'anno si chiude. Questo era molto servito, c'erano tante ditte che venivano qua, ma non arrivavano a 2000 carri. Avevano detto portate la merce a Udine e dopo ve la mandiamo là. E la ditta ha detto se devo mettere il camion qua vado avanti fino in fondo. Dai, che sono di perché? Proprio quella politica del distruggere. Vabbè, dai. Ed ora salita al 10 per 1000, mentre a destra il vecchio tracciato si allontana e si vede il ponte dell'antica tranvia Udine-Tarcento. Si entra nella galleria di Noiaret di 373 metri. Si passa ora un punto culminante e nuovamente discesa al 10 per 1000. Ed ecco la galleria Gardiana di 765 metri. Hai messo solo la batteria. All'uscita il segnale d'avviso del blocco intermedio di 30° giallo, avviso di via impedita. Poi si interseca il vecchio tracciato, che ora è alla nostra sinistra. Il segnale di blocco è rosso perché il treno deve fermarsi, essendo un locale, anzi un regionale, e il segnale si trova oltre il marciapiede e quindi in questo caso viene tenuto al rosso, anche se il blocco oltre è libero. Ed ecco il posto di blocco con fermata 30° San Pelagio. È un brutto treno, Tieni, basta niente blocca subito, basta un poco e muore. Questo è un attimo. tieni. Ed ecco il segnale alla fine del marciapiede rosso, poi passa al verde. Cosa segna allora? Batteria. Dobbiamo rimettere questo, perché Forse era qualcosa in più quella lì. Sì, perché questo... Adesso cosa segna? Niente. 1, 2. Non segna batteria. No. Allora vabbè, allora... Si riparte da 30°. Segue la comunicazione di scambi mai utilizzata, lo sarà quando avremo il blocco automatico banalizzato. Queste comunicazioni per la loro forma sono chiamate il cappello del prete.
sono deviate per velocità elevate. Viene però da domandarsi quando sarà messa in funzione, se dopo tanti anni che questi scambi sono qui per niente saranno in grado di funzionare, oppure se bisognerà montarne degli altri. Che volte si devo spiegare? Allora adesso avanti si va dritti e vengono. Come dici? La volta devo dare. Sì, tutto La diretto. deviata in fondo. Sì. Hanno tirato via lo scambio lì. Come deviare? Oh, ma qua si sbaglia come non riesco più a casa. A meno che... Ecco di nuovo il tratto con il binario vecchio con i vecchi pali e il raddoppio affiancato con i nuovi pali della linea aerea. Si passa poi per la fermata costruita nuova e poi abbandonata di Reana del Royale. mi da fare invece tu. In compenso le ultime regioni che è andato bisogna ancora eliminare il Sì, qui la zuppa no, gli alberghi però così si prende, Sì, vedremo domani. Per quello bisogna perso tutta la notte a pregare. Queste ombre che si vedono nella cinepresa, sinistra-destra alternativamente, è l'ombra del filo, che essendo poligonato e quindi a zigzag, il sole fa riflettere sul vetro e alla fine del vetro. Quindi 2 volte, dai. Abbiamo ora il rallentamento a 60, dove è stata eliminata la vecchia deviata di posto movimento watt. Ecco ora il segnale d'avviso giallo-verde lampeggiante, avviso di 60. Questo scherzetto mi succede che poi circa 150 milioni per trasferte alberghi non davano i supplementi per i pendoli al personale. Però Ed ecco ora il rallentamento, dove è stata eliminata da poco la deviata. Rallentamento a 60 e poi il treno a 60 passa dal binario di sinistra al binario di destra. Questa deviata era lontanissima dalla stazione, nessuno ha mai capito perché era stata montata così lontana. Vediamo ora qui la nuova massicciata e dove inizia il rallentamento la traccia degli scambi soppressi. Come sempre, prima si fanno questi lavori e poi dopo anni, magari dopo 10 anni, ma comunque si toglie tutto e si fa una nuova deviata. Ecco ora il segnale di protezione, rosso-verde, 60 avviso di via libera. Ora si passa da sinistra a destra perché per consuetudine a posto watt i treni viaggiatori vengono sempre ricevuti sul binario a destra. Abbiamo fatto scambio, no? Sì. Che vabbè. visto che fa tutto nuovo potevano fare un bel scambio velocità. Visto che hanno cambiato la deviata, potevano comunque anche farla a una velocità più elevata, tipo 100 all'ora, invece che a 60. Ed ecco posto movimento watt. Il segnale di partenza in fondo, verde con il numero 2, via libera direzione Udine. A sinistra la nuova circonvallazione di Udine in fase di costruzione. Il binario che si allontana però è provvisorio. La nuova circonvallazione sarà doppio binario. Per intanto è stato montato un binario solo, più avanti in una sede tutta provvisoria. Comincia la sfilata dei passaggi a livello
Ed ecco l'attuale circonvallazione provvisoria e la sede già pronta per il doppio binario di quella che poi sarà la nuova circonvallazione. In questo tratto il treno era riuscito a recuperare 3 minuti dei 4 di ritardo, ma ora il segnale d'avviso di Udine visibile mostra il giallo, avviso di via impedita. Anche qui vi è sempre un modo discutibile di lavoro del personale, ecco il segnale giallo. La stazione di Udine riceve il transitato del blocco elettrico dal posto VAT e solo allora comincia a fare l'itinerario di arrivo, ma poiché vi è anche un passaggio a livello da chiudere, per farlo ci vuole del tempo. Intanto il treno è già fermo al segnale di protezione. I dirigenti in movimento di Udine dovrebbero perciò prepararsi prima, ma la solita questione dei passaggi a livello e dei problemi col traffico automobilistico fa fare così. Poi però il treno, trovando il segnale chiuso, deve avanzare a 30 e alla fine va a finire che impegna il passaggio a livello sempre per un tempo notevole. Eravamo orario, io non so perché devono fare sempre queste mende qui. Ed ecco la protezione rossa e il treno che si ferma. Che è andato la notte? Dove è la notte? Questa situazione è anche pericolosa perché il passaggio a livello dopo il segnale ha infatti le semibarriere e spesso qualche furbo, vedendo il treno fermo, prova a passare lo stesso. Ferociti gli automobilisti. E chi naturalmente non passa, però impreca contro le ferrovie per il passaggio chiuso e il treno fermo. Finalmente il segnale passa rosso-giallo e si può procedere. Velocità 30 e avviso di via impedita. Ed ecco lo scambio estremo di Udine. Con questa fermata al segnale il treno ora ha 2 minuti e mezzo di ritardo. Domani volevo so. La Valcamoli con domani. Sembra la Valcamoli. Domani andiamo a Alessia. E tu mi muovi sa niente? Ecco il famoso passaggio a livello, la causa sempre di queste fermate ai segnali. Ed ora si passa accanto al deposito locomotive di Udine. Vedremo quest'estate quante giornate perdiamo. Ora da sinistra la linea semplice binario di Cividale e la linea a doppio binario da Trieste, Monfalcone e Gorizia e siamo nel piazzale della stazione di Udine. Il motivo dell'arrivo in deviata è che ora passiamo in primo binario. Anche qui l'acciaio è stato costruito male perché si poteva passare subito in primo binario già allo scambio estremo. Invece bisogna fare la deviata qui, dopo il cavalcavia. No, mio papà quando è stato assunto in ferrovia Era sotto E così il nostro treno regionale 1177 finisce la sua corsa con 2 minuti e mezzo di ritardo in stazione di Udine. Trieste territorio libero. Finisce così il locorama della nuova linea Pontebana fra Udine, Tarvisio e ritorno. Linea ancora provvisoria a causa della stazione di Carnia dove non si può transitare. Ed ora una coppia di macchinisti attende il materiale perché poi
questo treno ripartirà per Trieste per fare un altro servizio regionale. Volpe! Mi dica capo. Andiamo, sai che la ricordo che andiamo.